Allora, ingegnere, a lei la parola, l'ho portata via con la pubblicità, velocissimo. Sì, per dire innanzitutto questo, che comunque da un punto di vista legislativo il testo unico prevede che negli appalti c'è una normativa specifica, sono articoli specifici che regolamentano gli appalti, per cui se fossero seguiti correttamente, diciamo, molti aspetti negativi, diciamo, non succederebbero. Però vedo che effettivamente gli appalti sono uno aspetto critico, perché probabilmente c'è questione poi di abbassamento dei costi, per cui vengono tagliati sicuramente alcuni aspetti. È sempre quello della sicurezza, però. Poi c'è da dire un'altra cosa, che prima appunto lei diceva che se metto di fronte a una persona le responsabilità penali che esistono dappertutto nel mondo della sicurezza, la persona cambia atteggiamento. Ecco. Il testo unico non prevede una formazione particolare per i datori di lavoro, a meno che non svolgano il ruolo diretto di responsabili servizi di prevenzione e protezione. Quindi in questo caso devono fare un corso, se invece si appoggiano, diciamo, a consulenti esterni o a un dipendente, non hanno, diciamo, un corso particolare, mentre la catena dirigente, preposto, lavoratore ha una serie di obblighi, per cui effettivamente per le aziende, diciamo, non molto grandi, non dotate di organizzazione, anche noi vediamo che una volta che tu spieghi quali sono le responsabilità, il datore di lavoro dice: ma tutto questo dovrei fare? Sì, per tutti questi motivi, per cui il discorso della cultura della sicurezza va dalla testa, diciamo, dell'azienda ovviamente ai piedi, importante. Ecco. Ultima cosa da dire è che dicevamo prima appunto che la fascia di età più colpite sono quelle di età più avanzata, quindi da 45 a 54, quindi giovanissimi, non come giovanissimi. La fascia di età, diciamo, percentualmente meno colpita, è quella da 35 a 44 anni. Forse perché abbiamo, come numero di occupati, siamo sui 6 milioni dati dell'anno scorso, da 25 a 34 sono sui 4 milioni e abbiamo un'incidenza del 5,6%, quindi vedete che quando andiamo giù con l'età la percentuale di infortuni, la percentuale sul numero di occupati cala. Quindi mi viene da pensare che sia anche qualcosa di positivo, cioè forse mi aspetterei che una volta che sono andati, diciamo, in pensione, a regime, chi aveva la mentalità più vecchia, magari ignomo della situazione. Se penso ad esempio nel mondo dell'agricoltura, i lavoratori li vedo tanti avanzati con l'età, per cui penso che avremo un futuro, diciamo, migliore curando la sicurezza appunto per i bambini. Se noi pensiamo ai ragazzini come entrano in macchina, si mettono la cintura, usano una bicicletta col casco mentre una persona adulta fa più fatica, probabilmente, insomma, diciamo che qualcosa stiamo facendo. Ecco. E noi, dice Presidente, verso quali prospettive ci sono? I nuovi, prima della domanda quale futuro, che un po' si rilaccia a quella che aveva fatto il segretario, le nuove entrate, i nuovi giovani sono più prudenti, più attenti alle norme di sicurezza, anche se stranieri, se ce ne sono nel vostro comparto? Bisogna molto lavorare sulla formazione. E quindi si torna sempre a questo capitolo. Tornando all'alternanza scuola-lavoro, per esempio, e del buon rapporto che c'è fra l'azienda e il mondo della scuola, un esempio è quello proprio della sicurezza. Arrivavano i ragazzi, soprattutto quelli di terza, che non avevano nessuna nozione, era veramente un pericolo per se stessi e per gli altri. Abbiamo fatto presente questo al provveditore regionale agli studi e la cosa è cambiata in maniera proprio contestuale, nel senso che hanno fatto fare dei corsi di formazione sulla sicurezza a questi ragazzi, una minima infarinatura, l'ABC della sicurezza, però lo hanno fatto subito e la cosa è cambiata, perché veramente erano un pericolo da avere. Io parto però da un presupposto, che è quello che nel momento in cui succede un infortunio in un'azienda, per il datore di lavoro è una tragedia, sempre, anche se l'infortunio è leggero, voglio dire, perché ha una responsabilità rispetto a ciò che succede, al di là dei corsi, al di là di chi è il preposto, al di là di chi è che deve vigilare, e alla fine è sempre il datore di lavoro che ha una responsabilità sua che ha a che fare anche con la propria coscienza, voglio dire. Oltre all'aspetto umano c'è quello poi giuridico e penale. Sì, però c'è prima anche l'aspetto umano, voglio dire, sapere che un tuo dipendente ha avuto un infortunio grave fino alla morte, ha a che fare con quello che tutti i giorni incontri alla mattina quando ti fai la barba, che sei te stesso, per cui credo
credo che l'attenzione nei confronti della sicurezza debba essere sicuramente massima, ma credo che in larga parte anche questo è, anche perché nel mondo dell'artigianato i dati che abbiamo sono in controtendenza rispetto al numero di infortuni all'interno. Bene. Quale speranza per il futuro? Beh, le speranze per il futuro hanno a che fare con la continua formazione, da qui abbiamo sentito, siamo tutti d'accordo, piccolo inciso anche sulla qualità delle relazioni sindacali all'interno del Veneto. Sono buone. Io ho avuto l'occasione di fare per un paio d'anni anche il vicepresidente nazionale e ho avuto modo di girare l'Italia. Beh, quando ritornavo a casa baciavo il terreno come faceva il Papa Wojtyla, perché veramente la qualità dei rapporti e delle relazioni sindacali all'interno di questo territorio sono estremamente elevate, direi le migliori d'Italia. Tanto è vero, soprattutto per quello che mi concerne, quello che conosco, che è il mondo dell'artigianato. L'attivazione degli enti bilaterali, che ormai hanno una quarantina d'anni, e nelle varie evoluzioni, fanno sì che in questo territorio siano attivati anche delle contrattazioni di secondo livello che migliorano quelli che sono i rapporti fra il datore di lavoro e i lavoratori, con benefici peraltro enormi per tutti e due. Il fatto di avere degli enti bilaterali che funzionano, che hanno performance di aderenza alla norma da una parte ma al contratto di lavoro dall'altra, fanno sì che su questo territorio ancora una volta siamo leader a livello nazionale, e questo sicuramente migliora anche quella che è la competitività dell'impresa. Poi il fatto della sicurezza, ancora una volta, all'interno dell'azienda, al di là di tutto quello che abbiamo detto finora, ma è anche un elemento di marketing. I grandi brand nel settore dell'abbigliamento che affidano delle lavorazioni da fare, è la prima cosa che chiedono. Che tipo di formazione fai ai tuoi dipendenti? Qual è l'incidenza degli infortuni nella tua attività? Perché il fatto magari di affidare un capo che magari costa €1 migliaio o anche più a un'azienda che poi si possa macchiare di un problema anche giudiziario e che possa ricadere poi per tutte le concatenazioni della comunicazione sul brand, è una delle cose che loro proprio non vogliono avere, per cui è anche un fatto, oltre che tutto quello che abbiamo detto finora, per cui di coscienza, di buone norme, del fatto che è una tragedia, diventa anche un fatto di marketing aziendale. Bene, allora credo che quale futuro? Il futuro ha a che fare appunto con una presa di coscienza sempre maggiore che il mondo corre sempre di più, e che ci si deve adeguare a nuovi paradigmi, cioè una volta i paradigmi con i quali si misuravano tutti gli aspetti economici duravano almeno un decennio, adesso a 3 anni sono vecchi. I cicli di produzione fanno sì che le mode cambiano in fretta, fanno sì che l'innovazione tecnologica fa sorpassare anche, e quindi anche in quest'ambito prodotti e tecnologie. Allora la speranza è quella di riuscire a mantenere il passo con quello che lo scibile umano sta producendo in continuazione e non fermarsi mai. Ecco, io credo che le associazioni di categoria e anche i sindacati di lavoratori di pari passo, perché abbiamo capito anche nella trasmissione di oggi che sempre di più prendiamo coscienza che le due cose non sono disgiunte, pur essendo controparte su alcune tavole. Prima è stato detto qualche volta si alza anche la voce. Sì, si alza la voce perché è normale che ci sia la contrapposizione, perché gli interessi sono diversi, ma poi alla fine l'obiettivo è comune, perché l'interesse è diverso, l'obiettivo è comune, si litiga ma si arriva sempre a una soluzione. Ecco, per cui credo che questo territorio che ha saputo trasformarsi, come diceva il compianto Danilo Longhi, presidente di Union Camera regionale oltre che di Vicenza, un territorio che è passato dalla fame alla dieta in tempi molto veloci, possa continuare a dover dotarsi di diete, nel senso che possa continuare a essere all'altezza dei tempi. Su questi territori noi abbiamo visto che abbiamo cambiato sistemi di produzione piuttosto che mercati, piuttosto che linee di produzioni, in maniera molto veloce, sapendo passare dal mercato del Nord Africa a quello americano piuttosto che quello russo e quello cinese all'interno dello stesso settore, e non necessariamente ciò che si produce in Nord Africa va bene per gli Stati Uniti piuttosto che per la Russia, piuttosto che per la Cina. Credo che abbiamo la migliore imprenditoria del mondo e la speranza è che vogliamo continuare ad esserci, insomma. Assolutamente. Allora, dico solo 2 cose rapidissime. Velocissimo. Prima, ricordando Danilo Longhi, che è un nostro amico, noi vicentini, lui diceva Cristoforo Colombo, quando è partito non sapeva dove andava, quando è arrivato non sapeva dov'era, ma era un grande marinaio. Ecco, noi tutti non ce la caveremo più nel prossimo futuro dicendo ci siamo dei grandi marinai, no, ci vogliono competenze. La seconda, rapidissimo,
il governo ha presentato un disegno di legge che potrebbe togliere quello che qua abbiamo detto, cioè potrebbe togliere la possibilità alle organizzazioni sindacali e anche alle parti imprenditoriali una discussione di merito ed una loro capacità di rappresentanza del mondo del lavoro, perché il disegno di legge sulla semplificazione nel capitolo che riguarda il lavoro mantiene al proprio interno alcune, come dire, storture, mi scuso il termine, ma alcune storture che in qualche modo mettono in discussione quello che siamo riusciti ad ottenere nel nostro paese, dicendo, ma insomma c'è l'Europa e guardiamo le cose minime dell'Europa. Ecco, e quindi ai paesi dell'est dove le norme sul lavoro, le norme sulle sicurezze, eccetera, sono più basse. Quindi, insomma, leggiamolo bene e affrontiamolo con la severità che serve, perché ormai siamo abituati purtroppo a far passare molte cose. Ecco, il tempo di non far passare più nulla di questo. Benissimo, ci sarebbe ancora tanto da dire, io vi ringrazio del vostro intervento, della vostra partecipazione, abbiamo dato alcuni aspetti, alcune analisi molto interessanti su cui bisogna riflettere, affronteremo questi temi, io vi lascio al proseguimento con il nostro ospite, il nostro esperto di finanza con gli aggiornamenti, a voi buona serata e naturalmente a domani, grazie. Grazie a lei.